Ciao ragazze, buongiorno, sono Maria di Creative Mami, come state? Eccoci con un nuovo tutorial, una bellissima cassetta fiorita e dei coniglietti in juta facili per metterci i nostri ovetti di Pasqua. Ecco cosa serve: una cassetta della frutta, un vecchio libro, delle forbici, degli acquerelli ed un pennello, la mitica colla a caldo, un bastone di colla stick, dell'aiuta, dei nastrini, della colla universale, della colla vinilica, pittura acrilica e pennello. Andiamo quindi a creare i nostri fiori. Tracciamo dei cerchi delle dimensioni che vogliamo e poi ogni cerchio lo andremo a piegare 3 volte in questo modo. Uno, 2, 3. Ed ora iniziamo a tagliare il petalo. Come vedete, iniziate all'incirca alla metà dello spicchio e poi arrivate dall'altra parte. Un solo taglio per creare il petalo e così abbiamo il nostro fiore. Dal fiore andremo a togliere 1 o 2 petali. Il fiore sarà un po' più aperto oppure un po' più chiuso. Ora andremo a creare i pistilli con delle striscioline di carta che andranno tagliuzzate. Un po' di colla stick e poi si arrotola. A voi la scelta delle dimensioni dei pistilli, basta variare la lunghezza e l'altezza delle striscioline di carta e così varieranno i vostri pistilli. E ora si va a creare il fiore. Si incolla l'ultimo petalo con il primo petalo. Vedete, si sovrappongono con un po' di colla stick e il fiore è fatto. Ecco, qui si vede meglio. Veramente semplice. Ecco il fiore pronto. Una volta creato il fiore, io poi l'ho colorato con degli acquerelli, vedete? Con l'acquerello, colorando direttamente il fiore, si potranno ottenere delle sfumature diciamo diverse, perché adesso poi vi farò vedere un altro modo per realizzare i fiori, forse un po' più veloce, poi lo sceglierete voi. Potete anche decidere di non colorare tutto il fiore, ma solamente i bordi dei petali. Con l'acquerello di colore giallo vado a colorare solamente le punte dei pistilli. Anziché colorare i fiori singolarmente così come ho fatto io, ai quali però potrete dare delle differenti sfumature, potete colorare direttamente la pagina del libro. E poi seguire tutta la procedura così come vi ho spiegato in precedenza, ma che qui vi faccio rivedere direttamente sui fogli colorati.
Dopo aver creato il fiore, ci muniremo di un pennello e vi spiego anche il perché. La parte più alta, che è più sottile, la andremo a utilizzare per i fiori più piccoli, la parte invece più in basso, che è un po' più cicciotta, la andremo a utilizzare per i fiori più grandi. Il petalo del fiore va arricciato proprio con il pennello, con la parte alta o con la parte bassa, poi scegliete voi, e così si crea proprio questo fiorellino. Potete anche utilizzare degli altri strumenti, come degli stecchini o degli stuzzicadenti. Preferisco il pennello perché puoi adattarlo a diverse misure dei fiori. Andiamo a ultimare il fiore, quindi vedete un po' di colla a caldo e poi si va ad attaccare il nostro pistillo e il fiore è fatto. Per le foglioline stessa procedura, andiamo a colorare il foglio del libro con degli acquerelli oppure potete colorare poi direttamente le foglie. Disegniamo adesso le foglie aiutandoci con i cartamodelli oppure ancora a mano libera sul retro del foglio del libro, così poi non si vede il tratto della penna o del pennarello che abbiamo usato. Si ritagliano le foglioline e le mettiamo da parte. Andiamo adesso a creare i rametti. Io ho utilizzato semplicemente del fil di ferro sul quale ho rotolato del tessuto. In questo caso ho recuperato del vecchio tessuto che avevo in casa e vado ad arrotolarlo con la colla a caldo. Se avete dell'altro materiale va benissimo, come per esempio la guttaperca oppure ancora, non so, della carta velina, della carta crespa. E poi darete al vostro rametto la forma che più vi piace. Andiamo a comporre il nostro rametto. Cominciamo dalle foglie. Ragazze, poi è solo una questione di gusti, sceglierete voi la quantità di fiori e di foglie che andrete ad applicare sul vostro rametto. Se le foglie vi sembrano poche, potete anche poi applicarle successivamente, così come ho fatto io. Divertitevi proprio a comporlo. Ed eccoli qui i miei due rametti, perché ne servono due. Passiamo alla cassetta della frutta. Come vedete la mia è in legno misto cartone. Io ho usato subito la pittura perché in realtà la cassetta è ben fatta, come vedete, però se avete delle vecchie cassette, passate prima una base per pittura, in questo caso del gesso.
Lasciate asciugare, poi scartavetrate bene, poi un'altra mano di gesso se serve, poi passate alla pittura del colore che più vi piace. Io ho scelto il bianco. Quindi divertitevi a pitturare, fate aiutare anche dai vostri bimbi e lasciate asciugare sino a quando la vostra cassetta non sarà pronta per l'uso. Eccola qui. Basta poi una strisciolina di colla a caldo sulla quale andremo ad incollare i nostri rametti, in questo modo. Ho abbellito ancora in maniera molto semplice anche gli altri due lati della cassetta. Guardate come ho fatto. Un fiocchettino di organza. Ho creato un fiocco con un filo di juta. Li ho incollati insieme sulla cassetta e sui quali poi ho applicato due fiorellini. Ed ecco pronta la mia cassetta fiorita. Guardate com'è bella e colorata. Vi piace? È proprio un inno alla primavera. E ora andiamo a creare i nostri sacchetti porta ovetti a forma di coniglietto. Ho messo in doppio la tela e ho riportato il cartamodello sulla tela stessa. Adesso sto mettendo dei piccoli spilli per poi andare a tagliare il nostro coniglietto. Ragazze, qui non si cuce, si incolla e basta. Nulla vieta di poterlo cucire con la macchina da cucire. Ora con la colla universale o della colla per tessuti andiamo ad incollare le due parti del coniglietto, vedete? Le orecchie non vanno incollate. Aiutandomi con un pennello ho messo della colla vinilica lungo i bordi delle orecchie. Vi domanderete perché. L'aiuto è un materiale che si sfila molto facilmente. La colla vinilica permette proprio di evitare che la tela si sfili. Io ho inserito un'anima di un rotolo di carta igienica per evitare che poi le orecchie si incollassero tra di loro. Lasciate asciugare bene il tutto e possiamo iniziare la decorazione del nostro coniglio. Nastro di organza, oppure il nastro che più vi piace, di qualsiasi tipo di materiale. Con dei fili di juta ho creato un fiocchetto. I fili di juta li potete creare sfilandoli direttamente dalla tela. Aiutandomi poi con la colla a caldo vado ad applicare i fiorellini. Io ho creato dei coniglietti di diverse dimensioni. Basta ingrandire poi il cartamodello. E adesso vado a comporre la mia cassetta, che può essere anche un bellissimo centrotavola per Pasqua. Quindi con un po' di raffia vado poi a posizionare all'interno i miei coniglietti. E poi ho messo qualche fiorellino per finire la decorazione.
ed ecco la cassetta pronta. Per quanto riguarda i cartamodelli, li troverete nella nostra pagina Facebook. Ci sarà un post dedicato e li troverete nei commenti. Non mi resta che salutarvi, spero che questo tutorial vi sia piaciuto, vi mando un grandissimo abbraccio e al prossimo tutorial, ciao!